La cattedrale di San Giusto è il cuore della Chiesa triestina, ma è anche il riferimento culturale, laico e storico per tutta la città che si affaccia sull'Adriatico con le sue tante anime. Ed è in questa doppia veste che in marzo la cattedrale ospiterà un ciclo di appuntamenti quaresimali denominato Cattedra di San Giusto, un'iniziativa fortemente voluta dal nuovo vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi per parlare di Dio alla comunità cattolica e a coloro che non si chiudono in posizioni preconcette verso la Chiesa. Con questa iniziativa io voglio rompere anche isole incomunicanti che non comunicano in questa città e aprire e fare della Chiesa di Trieste una chiesa a capacità di dialogo e di proposta. Ed è significativo in questo senso che ad accogliere la presentazione dell'iniziativa sia il Circolo della Stampa di Trieste. Monsignor Ettore Malnati ricorda il contenuto dei 4 appuntamenti di marzo che hanno per protagonisti lo stesso Vescovo di Trieste e Susanna Tamaro il 3 marzo per parlare di Dio oggi. Il mercoledì successivo è la volta di Monsignor Timothy Virdon, membro del progetto culturale della CEI, e del pittore Amedeo Brogli sulla bellezza. Ancora, mercoledì 17 marzo tocca al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Rino Fisichella, e allo scienziato Antonino Zecchicchi parlare di Dio, parola eterna. Infine un appuntamento d'eccezione per martedì 23 marzo con il monaco svizzero Nicola Bitté sulla preghiera. Uomini di fede e figure di spicco del mondo della cultura e della scienza a confronto per avviare un'iniziativa unica per il 2010 che punta a diventare un'istituzione diocesana stabile, con proposte organiche che durerà negli anni e che vuole rispondere a un diffuso bisogno di senso al vivere quotidiano delle persone. Io credo che le chiese abbiano questa responsabilità di far portare il Vangelo, insomma, incrociare questo bisogno che delle volte purtroppo o chiude le persone o porta le persone alla disperazione o porta le persone al vuoto.